io ho solo una preoccupazione: 250.000 cittadini che vanno a letto la sera pensando ai loro valori ematici e a quello che hanno nel sangue. Quindi li dobbiamo seguire, monitorare e non dobbiamo inquietarli perché non c'è evidenza scientifica su danni alla salute, ma dobbiamo anche fare in modo che se c'è qualche colpevole, visto che considerato che i parametri ci sono, paghi. Così Zaia sulla vicenda dei PFAS. Il governatore ha ricordato i 250.000 cittadini che ogni sera vanno a letto, preoccupati per i loro valori ematici. Per loro, annuncia il presidente, la regione avvierà una campagna di monitoraggio di 10 anni per 150.000 euro l'anno. Il numero 1 di Palazzo Balbi pretende i soldi da Roma perché, ha precisato, i cittadini pagano le tasse e ora rischiano di pagare anche con la loro salute. Sull'intera vicenda c'è per Zaia un ritardo clamoroso del governo. Tu non mi puoi dire che le auto corrono velocemente e non fissarmi il limite di velocità, ed è esattamente quello che accade con i FAS. Tutti parlano, ma il governo tutt'oggi, nonostante questa vicenda inizi dal 2006, non ha ancora fissato dei parametri sui quali ognuno di noi può fare le sue valutazioni.